Oddio che ansia. Secondo giorno. Sessione trucco perché qua gli occhiali si fanno vedere. Appunto. Ciao. Le 07 è troppo presto. Lei ha 2 cose di carta igienica. È stata una serata abbastanza lunga. Le vogliamo un saluto e ci vediamo alle 9. Per fortuna abbiamo preso zico in natura. Ma è la pancia. Devo fare la cacca, ma non ce la farò. Stiamo per fare. Cosa stiamo per fare, là? Miss avventura. Allora, io ho l'ansia, ma non so perché ho l'ansia. Momenti di panico, perché mio marito mi dice tipo, no ma sai che? Poi si ferma e dico, che cosa? E lui, no niente. Quindi a me viene l'ansia, ma porca fa che mi tocca stare con le gambe sverte. Cioè guardate come sono, con le gambe sverte. Perché sennò, cioè, mi vedono l'ombelico. L'ombelico del mondo. Sì, però non stiamo qua a dire cagate, cioè questo sarebbe il confessionale. Io avrei di quelle robe da dire, ragazzi. Avrei di quelle cose da dire. Andiamo a recitare, un bacio. Io lascio il mio moroso. Adesso andiamo a provare il balletto per la finale. Super mega ballerine noi. Siamo in ritardo. Con i twins che si sono scoperte in questo concorso. Guardateci. Match, aspetta. Yeah. Kane e Shane, rigorosamente Shane. Uguali. E niente, cioè ci siamo trovate compagni di letto. Io ho rubato il cuscino stanotte e Mi ha fatto prendere il raffreddore. perché non ho chiuso la finestra. No, E neanche i balconi. no, ho chiuso la finestra ma i balconi li ho lasciati aperti. Entrambe. E basta. ci Adesso siamo va a ritrovate. farsi le trecce, così siamo proprio Twins, gemelle. Sono cattiva. Bacini bacini. Raga, adesso andiamo via con il pandino. Io ogni video che faccio tiro sulla gamba, non è normale. E adesso la Miki ci parte. Bershka, vabbè raga, l'avete capito che a me piace Bershka. Questa è prima donna, per una volta. Speriamo che la Miki ci porti vive fino al messicano a Magnà. La gente che passa nel nostro confessionale non mi sta simpatica però, c'è da dire. No, devo guidare io, che cazzo ne pure. Pure anche lei guida. Buonanotte. Abbiamo finito di mangiare il messicano. Stiamo esplodendo, è tutto Abbiamo buono. mangiato troppo, però buonissimo. Questa telecamera riempita dai nostri video. Hello, siamo da sole nella villa, chissà cosa faremo. No, che paura. Cibo approvato. Sì, abbiamo mangiato bene. Allora, Cena top. cena 2, molto bene. Ora scoreggio. Sono le Buonasera. 1:05. 1 e 2. Questa giornata è andata un po' male per me. Sono stata male tutto il giorno. Ecco, tu sei male? No, io ho un caldo becco. Tu sei male? Io ho un freddo becco. Allora, io e lei Vai, abbiamo ballato come due. Siamo andate a mangiare messicano al ristorante Buono. del papà della Lorenza, molto buono. Tutti carini, gentili, poi abbiamo fatto un po' di discoteca. Io mi tolgo le scarpe. Sì, è il momento di togliere. Cioè, ci siamo riempite tantissimo a mangiare lì in ristorante. Ma raga, io perché- mangio come un Tranne muratore. qualcuno. Ma raga, io mangio come un muratore. Io ho mangiato 5 patatine. Aspetta, sono un po' schiacciata. Ma chissà chi vedrà questi video, mamma che ridere. Vabbè, Poi li vedi. montano questi, Sì. Sì, Gippi. Ti salutiamo. Ciao Gippi. Ciao. E tanto di cappello per ricordarti tutti questi video. Cioè, Ma raga, lo racconto il gossip di prima del vestito. Io non amo prestare le mie cose. Una ragazza. Io le ho prestato Stai arrivando un qualcuno? vestito, non dico a chi comunque, però le ho prestato un vestito. Al posto suo avrei voluto che qualcuno facesse la stessa cosa con Io me. l'avevo. Però con il lei, punto cioè, è che io poi vado da lei con questo vestito, ok? Fa, ma se invece io mi mettessi quello che ti sei messa tu stasera Ma- e tu ti mettessi quello bianco Cioè, che ho anche prestato, no. io così. Seriamente? cioè dopo che comunque le fai il favore di. Ah, e poi si è provato un mio paio di jeans che era insalsicciata. Ma raga, ma io sono andata a mettere un tappo, un mettere un succo di frutta. Ciao a tutti. Ciao. Ok. Allora, Storytelling, raga. Storytime, no storytelling. Storytelling è quello che fai a scuola. Storytime. Secondo me non hai neanche tu capito il gioco. Si ricomincia. Facciamo così. Gippi, lasciamo stare. Rifacciamo. Allora, siamo andati a mangiare al suo messicano, no? Ecco qua. Faccio ridere così. Non ridero, ma è andata piuttosto bene, no? Raccontiamo bene com'è andata. Montiamo in macchina. Tac, al semaforo ci fermano i carabinieri. La Emma dice un grande smash il carabiniere. Io sinceramente. Grande smash, confermo. Chi vota grande smash il carabiniere? Ma io non gli ho guardato in faccia. Quel momento di silenzio che c'era tra il carabiniere che stava schedando lei. Senti clic, io che mi attacco alla cintura. Madonna.
piange pure. Perché questo story time. Questo storytelling. Ragazze, prossima gita insieme? No. Ci troviamo un caprone davanti alla strada. Poi che non fa tanto ridere. In realtà non so perché. Ma perché siamo così presi da ridere che fa ridere anche dire ciao. Ciao.